si rivedrà, lo sentirà poi dopo la registrazione. Gloria a Dio. Matteo capitolo 8, leggeremo dal verso 14 fino al verso 22 e con l'aiuto di Dio vogliamo addentrarci nella sua parola. Il Signore sia lodato. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre, ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Alleluia. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Un altro dei discepoli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Grazie per accomodarvi. Alleluia. I primi versetti che abbiamo letto, il 14 fino al 17, narrano della guarigione della suocera di Pietro. Gesù si trova a casa di Pietro. Stamattina abbiamo letto che Gesù si è trovato a casa di un uomo, Simone il fariseo, il quale lo aveva invitato a casa e con tanta ipocrisia lo ha fatto sedere, dandogli così l'apparenza di onorarlo, ma in verità non lo ha onorato, no? Gloria al Signore. Invece una donna incurante di quelli che erano lì a casa di Simone il fariseo, una peccatrice, ma lì cerca Gesù, sta ai piedi di Gesù, con le lacrime gli lava i piedi, con i capelli gli asciuga i piedi, alleluia, lo unge con un profumo, lo onora. Gloria al Signore. E vedete, Gesù accetta l'invito di Simone, ma in questo contesto, nelle versi che abbiamo letto, Gesù non accetta l'invito di Pietro ad entrare a casa, sembra di famiglia, si trova a casa di Pietro. È uno di famiglia. Alleluia, io voglio che nella mia famiglia faccia parte Gesù. Amen. E sia il capo della mia famiglia. Amen. Certamente ogni marito è il capo della propria casa, ma al di sopra, prima di tutto, è importante ci sia Gesù a casa nostra. E Gesù è entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Gesù, quando è presente, vede. Alleluia. Gesù vede. Amen. E quante volte abbiamo detto: ma Signore, ma non vedi? Umanamente parlando, a volte presi da un'angoscia, ma non vede il Signore? No, il Signore vede. In questo caso ha visto qual era il bisogno di quella casa e ha provveduto. Si è avvicinato al letto, c'era questa donna ed egli le toccò la mano e subito la febbre la lasciò. A me Gesù interviene, la tocca, il suo tocco produce guarigione e questa donna si alzò e cosa fa? Si mise a servirlo. Amen. È importante che quando riceviamo dal Signore possiamo essere anche riconoscenti verso di Lui. Come? Amen. Servendolo. Amen. Non vogliamo ignorare i benefici che riceviamo dal Signore. Amen. Vedete, Gesù è entrato nella casa di Pietro, vede la suocera di lui a letto con la febbre, senza che nessuno gli dice guarisci mia suocera. Pietro non gli ha detto guarisci mia suocera, qualcuno gli ha detto sta male mia suocera. Lui vede, interviene, prende questa iniziativa da sé, interviene, tocca questa donna, la febbre la lascia, questa donna si alza e ha le forze per servirlo. Dacci forza, Signore, sempre per servirti. Amen.
Dio. Poi viene la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli questa volta come interviene? Non toccandoli, ma interviene con la parola. Con la parola scacciò i demoni e guarì gli ammalati. Con la parola. Basta una tua parola, disse uno una volta a Gesù, un centurione. Vi ricordate? Di una parola. E il mio servo sarà guarito. Non occorre che tu entri a casa mia, non sono degno di riceverti a casa mia, ma ti prego, di una parola, perché io so cosa vuol dire essere in autorità. Io dico a un centurione, fa questo, lui lo deve fare, perché io gliel'ho comandato. Per questo dico, Signore, di una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù in questo contesto, in questo momento, a casa di Pietro, con la parola guarisce. Sii guarito. Amen. E l'ammalato veniva guarito. O all'indemoniato, sii liberato. Amen. E venivano liberati. Gloria a Dio. E poi la folla aumenta. E continuando la lettura abbiamo letto che cosa? Che Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva, e allora incontra uno scriba, il quale si avvicina a lui e lo chiama maestro e dice: io ti seguirò dovunque tu andrai. Una bella decisione, vero? Ma Gesù mette in guardia questo scriba dicendogli che cosa? Quasi scoraggiandolo, dicendogli: guarda, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Se tu mi segui avrai una vita difficile, non avrai le sicurezze che tu pensi di avere. Ora non sappiamo cosa fece poi questo scriba, se se ne tornò. A me sembra di capire, deduco, non rimase lì a seguirlo, no? Ma di fronte a questo avvertimento da parte del Signore se ne tornò indietro. Gloria al Signore. Un altro dice: io voglio seguirti, però io vorrei farlo subito, adesso, però permettimi prima di seppellire mio padre che è morto. E anche qui Gesù gli dice qualcosa di duro: tu seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti, perché c'è una priorità al di là di tutte le cose, anche le esigenze umane. C'è una priorità che è la priorità delle priorità: seguire il Signore. Amen. Tu seguimi. Hai scelto di seguirmi? Seguimi. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu non sei morto. Se tu mi hai accettato nella tua vita, se tu stai scegliendo di seguirmi, tu non sei morto. Hai scelto la vita. Lascia che i morti. Ci sono tanti morti che pensano di essere vivi, ma sono morti perché non hanno la vera vita, che è Cristo Gesù. Dice: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, che piangano. I credenti, chi ha Gesù ha vita, è una speranza meravigliosa, che un giorno saremo tutti insieme nel cielo. Amen. E questo è una verità, una speranza che fa in modo che dentro di noi ci sia ancora più convinzione di servire il Signore. Amen. Alleluia. Una cosa che comprendo è che il Signore non ha mai voluto tante folle che lo seguissero. Spesso i numeri ingannano, non corrispondono i numeri a una verità. Non ha mai badato il Signore a grandi folle. Certo, ha parlato a grandi folle, però il Signore ha badato sempre al cuore dell'uomo, che sia veramente toccato dalla sua parola. Amen. Perché poi sappiate una cosa, tutte quelle folle che seguivano il Signore, che lo innalzavano, un giorno ha scelto per Barabba quella folla.
C'era la folla riunita e Pilato dice: chi volete che salviamo dalla morte? Gesù, detto il Cristo, o Barabba? Folla. Salviamo Barabba. Chi dobbiamo crocifiggere? Gesù, crocifiggilo. Amen? La folla è stata sfamata da Gesù. Amen? Vi ricordate la folla? Quante persone. Signore, lascia che se ne vadano, perché adesso è ora di pranzo, c'è fame. Non se ne devono andare, date voi da mangiare a loro. Signore, ma che cosa diamo da mangiare a questa folla? Che cosa avete? C'è un giovanetto qua, un giovane che ha 5 pani e 2 pesci, ma che cosa sono per tutta sta gente? Portateli qua. Gesù benedice quel pane e quei pesci. Questi 5 pani sono diventati 100, 200, 300, 500, 600, sono moltiplicati. E i pesci pure, la stessa cosa. Sono riempiti delle ceste. Andate, distribuite il cibo. E in più è rimasto anche altro cibo. 12 altre ceste. Come dire, Signore provvede anche per i suoi servi. Aveva 12 discepoli. Portate alle vostre case, mangiate anche voi con le vostre famiglie. Amen. Una per ognuno. Alleluia, sapete una cosa? Gesù non ha mai debiti con nessuno. Amen. Alleluia, e sono certo di una cosa: ogni sacrificio che fai per il Signore c'è sempre una grande benedizione per la tua vita. Amen. Per te è un sacrificio, ma lo fai con gioia. Il Signore benedice sempre la tua vita, la tua esistenza. Gloria al Signore. Amen. Alleluia, solo questo volevo dire questa sera, molto breve. Ma vogliamo essere certi di una cosa: siamo per benedire la nostra vita. Facciamo del Signore uno di casa. Non lasciamolo fuori dalla nostra vita e ogni tanto lo facciamo entrare, no? Ma come Gesù si trovò a casa di Pietro, così vogliamo dire: Signore, sia a casa nostra, a casa mia. Non c'è bisogno che io ti invito, ma la mia casa è tua, Signore. Tu hai la mia vita, tu hai tutto quello che ho, tutto è tuo. So che se io ti appartengo, so che tu ti prenderai cura di me. Amen. Amen. Gloria al Signore, alleluia. Dio ci benedica. Alleluia. Dio vuole benedire i suoi figli, i suoi discepoli. Non è facile servire il Signore, per questo Gesù sembra scoraggiare, gli dice: io voglio servirti. Devi essere veramente deciso. Alleluia. Amen. Io forse sono contro tendenza. Non battezzo subito chi mi dice voglio essere battezzato. Devo vedere, valutare. Devo capire, devo pregare il Signore e devo dire: Signore, ma posso battezzarmi un attimo? Amen? Amen. Ci sono invece quelli che ma sono solo mesi che frequentano in chiesa. Voglio battezzarmi. Sì, battezziamo. Che gioia, perfetto. Dopo un po' li vedi, non li vedi. Invece voglio poter dire, in controtendenza: ma sei realmente convinto di servire il Signore? Se no aspetta, lascia stare. Amen? Non voglio scoraggiare, ma voglio portarti alla riflessione, alla convinzione vera, reale. Sei veramente convinto di servire il Signore? Fratello, io voglio servire il Signore tutti i giorni della mia vita. Amen. Alleluia. Ci sono quelli che invece sinceramente poi ammettono: sì, fratello, forse è meglio che aspetto, perché non è una cosa da fare così per forza, bisogna fare. Io voglio servirti, Signore, ma
ma sappi che le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il piede. Amen? Sei veramente convinto di servire il Signore? Allora seguilo. Amen? Alleluia. Ma se non sei veramente convinto di servire il Signore, lascia che lo Spirito Santo ti muova. Arrenditi sempre di più, ascolta la parola di Dio. La sua parola produce fede, fa crescere in te la fede che poi ti porterà ad una convinzione vera, reale, certa. Sì, io voglio servire il Signore per vita e per morte, voglio fare la sua volontà. Amen. Amen? Amen. Gloria a Dio. Vogliamo ringraziare il Signore, vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia, benedetto il tuo santo nome, Signore.